Noi siamo nati circa 20 anni fa come call center, poi in base alle richieste dei clienti siamo diventati un contact center. Questo perché? Perché i canali con cui il cliente comunica con l'azienda sono cambiati, quindi l'azienda riceve le chat, riceve le mail, riceve le telefonate, riceve le richieste dai social e questo ha fatto sì che anche Veneto Ricerche ha dovuto cambiare e adattarsi ed essere un trade union tra l'azienda e il cliente potenziale reale. Il cliente in questo momento contatta le aziende attraverso vari canali, per vari motivi, potrebbe essere la richiesta di un preventivo, il post vendita, un reclamo. Quindi noi facciamo da trade union tra il cliente reale potenziale e l'azienda. Molti sono i vantaggi per le imprese che vogliono un servizio in inbound, in outsourcing. Ve ne spiego alcuni. Il primo è poter evadere tutte le richieste in tempo reale. Richieste che provengono da più canali, che non sono solo le richieste telefoniche, ma le richieste legate alle chat, richieste legate ai social, richieste legate alle mail. Spesso le aziende sono impreparate a gestire tutti questi canali. Veneto Ricerche cosa fa? Interfaccia i vari strumenti con l'azienda e cerca di gestire e incanalare la richiesta ai reparti competenti. Il terzo punto, sicuramente e forse il più importante per le aziende, è non avere un costo fisso, ma riuscire ad avere un costo variabile in base ai volumi e le richieste che l'azienda riceve.